74enne travolto e ucciso a Vicenza da un'auto che procedeva ad alta velocità. Alcuni testimoni inseguono la vettura, fermato dalla polizia locale un 48enne che ora sarà denunciato. Castel Guglielmo, conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di mamma e bimbo trovati morti nel laghetto artificiale. Sentiti i genitori della donna, la famiglia ostile a quella gravidanza fuori dal matrimonio. Solidarietà bipartisan al sindaco di Malo, minacciato di morte per l'annunciata stretta anti-baby gang, l'inquietante messaggio in un foglietto lasciato sulla sua automobile. Avrebbe compiuto oggi 42 anni Federico Giubilato, lo sciatore originario del Bassanese travolto da una valanga in Tirolo, il dolore di famiglia e amici. Dopo i danni dei giorni scorsi torna l'allerta vento per le prossime ore in Veneto, stato di attenzione per tutta la giornata di domani e nuovo calo delle temperature. Maxi operazione della polizia nella Torre Belvedere di Padova, ha trovato oltre 30 posti letto abusivi e condizioni igieniche carenti. Un tendone adibito a macelleria abusiva, nei guai finiscono 4 persone, una coppia di Cassola e una dell'Alta Padovana. Infiltrazioni mafiose, a convegno a Mestre il procuratore Dolci, rappresentanti delle istituzioni e studenti, criminalità organizzata ormai radicalizzata, le piccole imprese le più appetibili. Inaugurato ufficialmente l'anno accademico dell'Università di Padova, presente oltre alla rettrice Mapelli anche il governatore del Veneto Stefani e l'ambasciatore del Messico Lozano. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale del Veneto, questi dunque i titoli. Prima però si impone la cronaca e la cronaca ci parla del 74enne Giuliano Bettio che è stato travolto e ucciso da un'auto ieri sera a Vicenza, da un'auto pirata che correva all'impazzata, e il 48enne che lo ha travolto e ucciso è stato inseguito anche dagli automobilisti. È via Zampieri, in quartiere San Lazzaro a Vicenza, il teatro dell'ennesimo incidente mortale. La vittima si chiamava Giuliano Bettio, 73 anni e residente in zona. L'uomo è stato travolto da una vettura guidata, pare in modo spericolato, da un 48enne. Il suo corpo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. L'appunto guidata da un 48enne del Vicentino, proseguendo la sua corsa nel quartiere, era stata inseguita da alcuni cittadini. Poi, all'arrivo della polizia locale, il conducente è stato fermato. Poco prima dell'investimento mortale si era già fatto notare. Io abito qui, quindi vedevo dalla terrazza, più che altro ho sentito una macchina che correva a tutta velocità, sgommava, e poi l'urto secco senza nessun tipo di frenata. Nel momento in cui mi sono sporto ho visto la persona per terra e la macchina che scappava. La zona di domenica sera è normalmente meno frequentata che durante la settimana, essendovi le sedi di una banca, della posta, dell'Agenzia delle Entrate e di altri uffici. Sull'asfalto restano i numerosi segni dei rilievi delle forze dell'ordine e un'estesa macchia di sangue, ora velata dalla sabbia, a testimonianza della violenza dell'impatto. Sulla dinamica indaga la polizia locale, che deve verificare anche le condizioni psicofisiche dell'automobilista, per il quale si profila l'accusa di omicidio stradale. E poi c'è la tragedia di Castel Guglielmo in Polesine, la mamma e il bimbo di appena 15 mesi che sono stati trovati morti nel laghetto artificiale, e in queste ore è stato conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di mamma e del bimbo. Sono stati sentiti in queste ore i carabinieri, hanno sentito i genitori della giovane mamma. Un fiore lasciato accanto al luogo dove sono stati trovati i corpi di Chen Yan, 39 anni, e del suo piccolo appena 15 mesi. Una comunità, quella di Castel Guglielmo, sconvolta, che non riesce a darsi pace. E proprio dove è venuta la tragedia sono arrivati i genitori della donna, nonni del piccolo. Un silenzio surreale. Poi sono stati accompagnati nella caserma dei carabinieri per essere sentiti. I militari stanno scavando nella vita di questa mamma per capire cosa possa essere accaduto, perché un gesto tanto tragico. Ed emerge un quadro familiare difficile, un bambino nato fuori dal matrimonio, una famiglia che forse non aveva accettato la decisione della mamma di avere il figlio senza un marito. Alcuni testimoni parlano di una famiglia riservata, ma la nascita di questo piccolo aveva generato discussioni tra genitori e la donna.
Forse lei non ha retto la depressione, poi potrebbe aver fatto il resto. Le indagini e l'autopsia dovranno chiarire le cause della morte di mamma e figlio ed il contesto nel quale potrebbe essere maturata questa decisione. Intanto è stato conferito all'anatomopatologo l'incarico per l'esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio per permettere tutti gli accertamenti del caso. La mamma, 39enne, e il piccolo sono stati visti l'ultima volta proprio nei pressi del laghetto artificiale. Lei spingeva il passeggino, nulla facesse presagire una tragedia. Pochi minuti dopo il dramma si era compiuto, il passeggino rimase lì vuoto ed i corpi avvistati da un passante. In queste ore tanti messaggi di solidarietà al sindaco di Malo, Moreno Marsetti, minacciato di morte per l'annunciata stretta anti-baby gang, un foglietto inequivocabile con la minaccia inquietante lasciato sulla sua macchina. C'erano delle minacce puntuali all'amministrazione pubblica, nella fattispecie al sottoscritto, che indicavano che se non avessi smesso di fare le attività che sto svolgendo in ambito di sicurezza con le forze dell'ordine avrebbero provvisto loro di prendere dei provvedimenti verso sempre la mia figura come sindaco e autorità di pubblica sicurezza. Minacce di morte? Minacce sì, di far esplodere l'auto e la persona all'interno, penso. Era questo il terribile messaggio contenuto in un foglietto appoggiato al cruscotto della propria autovettura. Il sindaco, per nulla intimorito, si è immediatamente attivato presso le competenti istituzioni per rafforzare i controlli e avviare apposite indagini. Inaccettabile che la figura del sindaco in prima linea per garantire anche la sicurezza dei cittadini possa essere oggetto di questo tipo di intimidazioni, segno che l'attività di prevenzione da lui svolta fin qui si stava rivelando efficace nel contrasto ai vandalismi, con l'impiego anche di ordigni rudimentali da parte di baby gang. Diciamo che le attività le abbiamo sempre fatte, le abbiamo fatte in modo magari più trasversale e meno, diciamo così, puntuale su vari personaggi del territorio. Quello che si sta facendo è un'azione congiunta con le forze dell'ordine per quanto riguarda l'antidegrado, lo spaccio di stupefacenti e il bullismo, che di fatto è presente, ahimè, un po' su tutti i territori e che si manifesta anche attraverso questi gesti. Purtroppo non è il singolo caso che ci troviamo ad affrontare in questo momento, ma ricordo quanto è successo ad Arzignano, ricordo quanto è successo a Sandrigo, ricordo quanto è successo anche in altri comuni, perché credo sia importante sottolineare come, al di là delle idee delle diverse che si possono avere come amministrazioni, a volte proprio oltre alla responsabilità che noi amministratori abbiamo ci sono anche queste minacce che mettono a rischio non solo le singole persone ma anche l'incolumità delle persone che ci stanno vicino. Quindi credo sia importante stare vicino a Moreno Marsetti in questo momento, soprattutto farlo in maniera trasversale, e quindi rinnoviamo la solidarietà. Giovanissimi protagonisti della cronaca quasi ogni giorno anche nei nostri telegiornali e in tutti i telegiornali. Basti pensare al 17enne che in queste ore a Perugia è stato fermato mentre progettava una vera e propria strage in una scuola. Ebbene, lo stop ai social per i ragazzini sotto i 14 anni non è un semplice monito lanciato già sabato dal governatore del Veneto Alberto Stefani, ma diventerà una proposta di legge. Lo ha confermato lo stesso Stefani oggi. Una proposta che tiene conto di un disagio crescente, di dati che dimostrano che l'utilizzo precoce e soprattutto non controllato, e ripeto non controllato, dei social network producono effetti dannosi per i nostri ragazzi. È necessario, dal mio punto di vista, pensare ad una stretta anche attraverso degli strumenti di identità digitale, perché troppo spesso le regole sono aggirate, i giovani, giovanissimi, sono esposti a contenuti di violenza esplicita sotto diverse forme e noi abbiamo la necessità di intervenire. Credo che la legge, soprattutto il Parlamento, serva soprattutto a questo. Tra l'altro ricalca alcune determinazioni che sono state già assunte in altri paesi del nord Europa. Io peraltro come ultimo atto parlamentare ho presentato proprio una proposta di legge
legge in questo senso. Faremo una proposta di legge nazionale dal Consiglio regionale, visto che è una possibilità ammessa anche dalla nostra Carta Costituzionale, e dimostreremo che tutti i partiti su questo hanno assolutamente a cuore un'esigenza dell'adolescenza di oggi, che troppo spesso è vittima di modelli virtuali, non solo dal punto di vista della violenza esplicita come citavo prima, ma anche di modelli iperperfezionistici con grandi difficoltà poi per quanto riguarda anche i disturbi alimentari. Queste dunque le parole di Stefani. E a proposito di Stefani, c'è anche lui, c'è anche Alberto Stefani in queste ore in via Bellerio, sede della Lega, per il vertice convocato dal segretario federale della Lega Matteo Salvini, un vertice appunto con la segreteria politica. Il tema è quello degli scossoni post referendum, che sono anche l'oggetto del sondaggio di questa sera, scossoni nel centrodestra, con il punto della situazione politica dall'ipotesi di rimpasto di governo a quelle di elezioni anticipate. Tra i presenti, come dicevamo, oltre ad Alberto Stefani e al governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, ci sono anche i ministri Calderoli e Valditara, i capigruppo di Camera e Senato Molinari e Romeo, c'è anche l'ex governatore Zaia, per il quale probabilmente si discuterà anche di pro e contro a un eventuale ruolo nel governo Meloni. In queste ore è in corso il vertice della segreteria politica dunque della Lega, riflessioni insomma sul quanto sta accadendo nel centrodestra e anche gli effetti sul governo. E intanto c'è la presa di posizione netta di Confindustria Veneto Est dopo il decreto fiscale in materia di transizione 5.0. Dura la presa di posizione della Presidente Carron e non solo. Una sfiducia in realtà nei confronti del governo che sta iniziando a serpeggiare. Da noi c'è sempre stato il pieno appoggio al governo, abbiamo sempre continuato a investire sulla fiducia proprio, sulla fiducia che i fondi sarebbero stati trovati. Abbiamo rassicurato i nostri imprenditori alla fine dello scorso anno quando c'erano voci preoccupanti e oggi ci troviamo a non saper più cosa dire. Le parole della numero 1 del gruppo metalmeccanico di Confindustria Veneto Est ripercorrono quanto dichiarato qualche ora prima dalla presidente degli industriali Paola Carron in vista dell'atteso tavolo convocato mercoledì a Roma con il governo. Al centro uno strappo sempre più profondo tra esecutivo e mondo imprenditoriale, sullo sfondo quanto previsto dal recente decreto fiscale in materia di transizione 5.0. Quelle aziende che avevano puntato sugli incentivi all'innovazione e oggi in lista d'attesa, dopo aver presentato i propri progetti, visto l'esaurimento delle risorse, si troveranno a ricevere solo il 35% del credito d'imposta richiesto. Quanto previsto dal recente decreto non rappresenta solo un cambio di rotta inatteso, è una vera e propria rottura del patto di fiducia tra Stato e sistema produttivo e senza fiducia semplicemente gli investimenti si fermano. Le dure parole della Presidente di Confindustria Veneto Est. Il Veneto continua e oggi tra le prime regioni in Italia per utilizzo del piano transizione 5.0. Oltre il 30% delle imprese ha già realizzato investimenti nell'ultimo anno e più di un terzo ha programmi di investimento in corso previsti, quota che arriva quasi al 70% tra le grandi imprese. Stiamo parlando di centinaia di milioni di euro di investimenti già attivati o programmati, imprese che oggi per decreto rischiano concretamente di trovarsi con piani industriali improvvisamente insostenibili. Chiediamo, conclude Carron, con forza che il governo torni sui propri passi e ripristini integralmente le condizioni originarie della misura, già in sede di conversione parlamentare del decreto. È una questione di equità, ma soprattutto di credibilità del sistema paese. Ledere la fiducia degli imprenditori significa abbandonare una categoria che tiene in piedi questo Paese, ma attenzione soprattutto, gli imprenditori rappresentano aziende, rappresentano persone, rappresentano lavoratori. Ledere la loro fiducia, rischiare di perdere imprenditori, rischiare di perdere imprese in questo territorio significa innescare una crisi le cui conseguenze possono essere davvero drammatiche. Torniamo alla cronaca perché dopo i danni e gli interventi dei Vigili del Fuoco nei giorni scorsi, ve li abbiamo raccontati ampiamente, torna l'allerta vento per le prossime ore in tutta la regione. Lo stato di attenzione è stato dichiarato dalla Protezione Civile regionale per le prossime ore e per tutta la giornata di domani. È prevista
l'intensificazione in particolare dei venti dai quadranti settentrionali fino a risultare a tratti forti sulle zone montane, specie in quota, ma anche in qualche valle in alcune zone della pedemontana. Le temperature registreranno valori sotto la media, anche di molto, quindi un nuovo calo delle temperature. E poi invece c'è il dolore di una famiglia, siamo a Bassano del Grappa per la morte dell'escursionista sciatore travolto in Tirolo da una valanga. Oggi avrebbe compiuto 42 anni. Ennesimo dramma della montagna ha costato la vita a Federico Giubilato, che ha trovato la morte travolto da una slavina mentre si trovava con un gruppo di amici in Tirolo, nelle Zillertal. Freerider, ingegnere meccanico con smisurata passione per la montagna e per gli sport estremi, avrebbe compiuto 42 anni proprio questo 30 marzo. Viveva con la famiglia in via Dante Alighieri a San Giuseppe di Cassola, dove aveva allestito anche il suo studio di consulenza. Oggi la casa è blindata in un silenzio di dolore. Quella che doveva essere una giornata spensierata di sport si è trasformata in una tragedia. La valanga ha preso alla sprovvista il gruppo. Giubilato e un amico sono stati ricoperti dalla neve. L'amico, seppur ferito, è riuscito a uscire mentre gli altri hanno dato l'allarme tentando di estrarre il 42enne dalla neve, ma quando i sanitari sono arrivati per lui non c'era più nulla da fare. Nelle scorse ore è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'ingegnere per capire cosa possa averne procurato il decesso. Un durissimo colpo per la famiglia e per gli amici, perché Federico Giubilato non avrebbe mai lasciato nulla al caso. Per quanto amasse le sfide, lo faceva sempre con estrema attenzione, quasi un ossimoro esistenziale. Innamorato di una montagna, come commenta la presidente della sezione CAI di Bassano, che mai potrà garantire la sicurezza al 100%, a maggior ragione in questi ultimi tempi. Tra le meraviglie della natura sicuramente la neve è una di quelle più attrattive e per gli amanti della montagna è impossibile dopo una copiosa nevicata non correre per farsi una bella sciata o fare una bella escursione sulla neve, insomma, quindi è proprio la voglia di andare anche che non ti fa a volte pensare che magari può anche capitare qualcosa, però se si pensa sempre a questo non si farebbe mai niente, insomma, ecco. Abbiamo argomento 30 posti letto abusivi in condizioni igieniche critiche, la scoperta della polizia nella Torre Belvedere di Padova. 2 appartamenti trasformati in dormitori abusivi con oltre 30 posti letto e condizioni igieniche gravissime. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nella Torre Belvedere di Padova. Gli agenti hanno denunciato i gestori, entrambi cittadini cinesi, e hanno identificato 22 occupanti, tra cui 3 irregolari. L'operazione è scattata su disposizione del questore Marco Dorisio, con un intervento coordinato dalla questura che ha coinvolto volanti, squadra mobile, polizia amministrativa e unità cinofile. Nel mirino 2 appartamenti dello stabile di Piazzale Stazione, da anni segnalato per criticità legate a alloggi abusivi e presenza di stranieri senza titolo di soggiorno. Nel primo alloggio, al 10° piano, gli agenti hanno trovato un dormitorio improvvisato con 15 posti letto ricavati in ogni ambiente, tra sporcizia, scarsa aerazione e condizioni igienico-sanitarie inesistenti. All'interno 11 persone, una è risultata irregolare ed è stata trasferita al centro per il rimpatrio di Brindisi. Nel secondo appartamento, al 7° piano, la situazione è apparsa ancora più critica. 21 posti letto ammassati in spazi angusti e degradati. Qui sono stati identificati altri 11 occupanti, tra cui 2 irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione. Cosa abbiamo registrato? Che praticamente a monte, in questo caso il cittadino cinese, stipula un contratto regolarmente dichiarato appunto di locazione, poi di fatto avviene la trasformazione, no, dei vani in che cosa? In attività ricettiva tipo B&B, quindi all'insaputa dello stesso proprietario che a sua volta ha fatto il contratto di locazione, con appunto posti letto che sono praticamente messi proprio in condizioni igieniche e sanitarie, tenendo conto che anche c'è un solo servizio igienico e quindi è facilmente immaginabile la situazione che è stata riscontrata. Secondo gli accertamenti, i posti letto venivano affittati a 10 euro al giorno. I 2 gestori sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e gestione abusiva di attività ricettiva. Al termine dell'operazione, entrambi gli immobili sono stati sequestrati e sgomberati. Dal dormitorio abusivo a Padova alla macelleria abusiva nel Vicentino a Cassola, 4 persone denunciate.
Macellazione e preparazione abusiva di carni di animali, maltrattamento di animali e gestione illecita di rifiuti. Ne devono rispondere 4 persone, una coppia residente a Cassola e una in Alta Padovana, per cui sono scattate le denunce. Tutto accadeva dentro questo capannone, siamo in via Don Milani a Cassola. Qui i titolari avevano messo in piedi una fiorente attività di macellazione completamente abusiva e priva delle necessarie autorizzazioni e titoli sanitari. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la querela fatta in procura dalla LAV, che segnalava i numerosi illeciti messi in atto nella tensostruttura, allestita come un vero e proprio laboratorio di lavorazione delle carni, con tanto di celle frigorifero che contenevano carne lavorata in pezzi. Dopo un mese di appostamento dei militari, nel momento della perquisizione, i 2 proprietari del sito erano assieme ai residenti in Alta Padovana, gestori di un'azienda agrituristica, che erano intenti alla lavorazione di un suino, violando le norme in materia di igiene e benessere dell'animale, tra cui la mancata tracciabilità della bestia, con potenziale rischio per la sicurezza alimentare. A questo è stato associato anche il maltrattamento dell'animale, in quanto da una prima ispezione non sarebbero stati rispettati i passi da seguire nel momento dell'abbattimento. Ma non è finita, perché nel campo adiacente al capannone gli inquirenti hanno rinvenuto seppelliti resti di animali macellati, principalmente selvatici, lavorati per conto di cacciatori e conoscenti, che venivano sistematicamente smaltiti mediante l'interramento diretto. È bastato infatti smuovere un po' il terreno per trovarvi pezzi di bestie, cervi e cinghiali in decomposizione. Sotto sequestro le attrezzature, oltre a diverse cassette contenenti scarti e carni lavorate. Le indagini continuano per capire se ci sia il coinvolgimento anche di altre persone. Il richiamo alla legalità, parliamo del tema delle mafie in Veneto. Le mafie trovano terreno fertile soprattutto nelle piccole imprese. Il richiamo, e c'erano anche gli studenti, della neoprocuratrice di Venezia, Alessandra Dolci. Non devono ragionare in termini di mera convenienza economica, devono valutare chi è il loro interlocutore, devono valutare qual è il profilo reputazionale del loro interlocutore. Non dire semplicemente faccio affari con lui, non mi interessa se è mafioso, lo faccio solo perché mi conviene. Il messaggio sulle mafie e sulla legalità agli studenti presenti nell'aula delle menave maestre del nuovo capo della Procura di Venezia, Alessandra Dolci. La criminalità mafiosa, seppur in forme meno visibili rispetto ad altri territori, è presente anche in Veneto perché oramai è radicalizzata. Le mafie agiscono soprattutto nell'economia, infiltrandosi in settori produttivi quali l'edilizia, l'immobiliare e la ristorazione, sfruttando contesti segnati da irregolarità e scarsa trasparenza, sottolinea la Dolci. Certamente però posso dire che la criminalità organizzata è particolarmente attenta al settore delle piccole imprese. Ora, c'è un aspetto da cui dobbiamo partire e fa riflettere. Non è la criminalità mafiosa che ha conformato di sé la criminalità economica, ed è il contrario. Così nel corso della prima delle 3 giornate sulla legalità in Veneto, organizzata con la Prefettura, da sempre in prima linea nel monitoraggio della prevenzione delle infiltrazioni mafiose attraverso il controllo delle licenze e delle autorizzazioni commerciali, iniziativa della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. L'obiettivo della Camera di Commercio, con il protocollo d'intesa appunto con la Prefettura, è proprio quello di far conoscere ai giovani questi rischi, perché appunto per evitare che le imprese sane possano essere contaminate da questi fenomeni. La legalità non è una scelta ma un principio da rispettare sempre, conclude il capo della Procura di Venezia salutando gli studenti. Li ringrazio per essere stati presenti, perché è importante per loro conoscere le mafie per poterle riconoscere quando saranno inseriti nel mondo del lavoro. Studenti a Mestre e studenti ovviamente anche a Padova, non potevano mancare gli studenti alla inaugurazione dell'804° anno accademico dell'Università di Padova. Juve nestum sumus post iubunda, juventute post molestam, selectute nos adebitus.
Con la tradizionale consegna della gallina padovana Pompetta alla magnifica rettrice Daniela Mapelli si è aperto ufficialmente l'804esimo anno accademico dell'Università di Padova. Un'inaugurazione, quella nell'aula magna dell'Ateneo del Bo, che avviene in un contesto internazionale sempre più complicato, tra guerre e conflitti internazionali. L'Accademia può fare quello che fa da sempre. L'Accademia attraverso la cultura unisce i popoli, non li divide, ed è il messaggio che oggi trasparirà anche da questa inaugurazione dell'anno accademico. E non è un caso, con noi c'è l'ambasciatore di un paese straniero, abbiamo l'ambasciatore del Messico, e oggi vedrete che parleranno dal podio non solo i nostri studenti nazionali ma anche una studentessa che proviene dalla Palestina, quindi con un'apertura veramente internazionale. Presente alla cerimonia anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che proprio tra quelle aule si è laureato con 110 lode in giurisprudenza. Stefani riporta al centro una questione che tocca direttamente il futuro dei giovani, la cosiddetta fuga di cervelli. Quello su cui ci dobbiamo interrogare è piuttosto come il nostro territorio deve diventare attrattivo perché poi queste esperienze internazionali vengano spese in Veneto. Su questo stiamo lavorando. Come primo atto che ho fatto da presidente della regione del Veneto è stato quello di convocare un tavolo con i rettori delle università pubbliche che stiamo via via integrando. Prima stavamo appunto parlando anche dei risultati che stiamo ottenendo in questi giorni per stilare un programma condiviso di attrattività dei talenti che presenteremo nei prossimi mesi. Vi assicuro che sarà un piano importante, significativo anche dal punto di vista delle risorse finanziarie e che darà un segnale molto chiaro a questo territorio. E proprio al governatore Stefani si è rivolta anche la nuova presidente del Consiglio degli Studenti, Paola Maria Bonomo. Colgo l'occasione, presidente Stefani, visto che è qui in platea oggi. Le sue promesse sulla copertura totale delle borse di studio sono cruciali per migliaia di studenti, come lo sarebbero state per me, che l'ho ricevuta in ritardo di 12 mesi, chiedendomi ogni giorno se mollare tutto e se tornare a casa. Perché ormai lo sappiamo, quando in Veneto il diritto allo studio somigli più spesso ad una corsa ad ostacoli che ad un diritto costituzionalmente sancito. Le ricordiamo inoltre che quelle promesse hanno un peso specifico, quello dei 348 studenti che solo a Padova stanno ancora aspettando la borsa di studio e dei 1812 che l'attendono da 3 anni. Vi lascio al meteo, poi il telegiornale di Venezia. Grazie per averci seguito. Arrivederci.